Marco Cappato, oggi avete consegnato le 9.000 firme, quindi insomma in Veneto si taglia un traguardo importante. Perché è importante che siate qui oggi? Il punto è che noi non vogliamo che le persone debbano essere costrette a soffrire come una tortura contro la propria volontà perché l'ha deciso qualcun altro. Allora questa legge regionale, che adesso il Consiglio regionale può discutere, prevede tempi, procedure certe per dare una risposta a malati che vogliono interrompere la propria vita e che hanno già diritto a farlo sulla base della sentenza della Corte Costituzionale sulla mia disobbedienza civile, in caso di patologia irreversibile e di sofferenza insopportabile. Il sistema sanitario regionale deve rispondere in tempi certi e io spero che questa proposta sarà approvata dal Consiglio regionale, che non si ascoltino o accettino diktat dai partiti a Roma, che il Veneto possa essere la prima regione a darsi questo tipo di regole chiare. Questo avviene peraltro in una regione guidata da Luca Zaia, leghista, quindi non è una battaglia di destra, di sinistra. Chi abbia fatto un tavolo di raccolta firme sa che le persone che firmano sono di destra, di sinistra, cattolici e non, perché le persone hanno vissuto l'importanza di questo tema sulla propria pelle, in famiglia, quindi non hanno bisogno che glielo spieghi qualcun altro. Ecco perché è un tema così sentito. Sono felice ci sia stata finora l'attenzione del Presidente Zaia e del Consiglio regionale. Ora è il momento di approvare delle buone regole. Stefano Geller, lei ci ha messo la faccia in questa battaglia per la libertà di scelta. Oggi un traguardo importante, la consegna di 9.000 firme, se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, però i veneti hanno risposto in maniera eclatante e sono contento di questo risultato. La sente di rispondere a chi vi accusa di voler scegliere la morte? Questa è una scelta di vita, invece, dite? È una scelta personale e non voglio che nessuno mi obblighi a vivere una vita che io non ritengo più vivibile.